Sono oltre 16.000 gli ettari che Veneto Agricoltura gestisce, gli ettari di bosco, gli ettari di foresta, di grande qualità, di grande bellezza, come il Bosco del Cansiglio, quello del Monte Baldo, Giazza, che quest'anno compie 100 anni, la prima foresta demaniale nazionale. Di questo si è parlato a Villa Contarini in un convegno sulle foreste demaniali regionali venete, presente anche l'assessore Conte, presente ovviamente l'amministratore unico di Veneto Agricoltura, Paolo Pizzolato. È una situazione di crisi, di difficoltà, tutti piangono, anche voi piangete, no? Sì, si piange soprattutto perché parlando oggi di foreste non ci rendiamo nemmeno conto che sia a livello nazionale sia a livello veneto, come ho avuto l'occasione di dire alcuni giorni fa, abbiamo veramente l'oro in casa e certe volte non lo sappiamo sfruttare. Perché dico questo? Perché mi lamento un po'. Abbiamo sempre esageratamente visto l'anno scorso cosa è successo a livello di rischio idrogeologico. Io dico, diamo a Veneto Agricoltura, diamo agli enti forestali, diamo a qualsiasi ente preposto la possibilità e l'incombenza di poter amministrare dall'alto quelli che sono i problemi idrogeologici e cerchiamo di fare in maniera che il nostro territorio venga tutelato. Altro messaggio, importiamo tantissime volte cippato, legname dai paesi dell'est, assolutamente non certificato, assolutamente non garantito, quando invece qui a casa nostra abbiamo enti che rispettano in tutto e per tutto le normative europee, abbiamo questi bellissimi boschi veneti, ma anche questi bellissimi boschi a livello nazionale, queste foreste eccezionali che non vengono assolutamente sfruttate, soprattutto per il nuovo posto di lavoro che potrebbero dare una fonte di reddito, e il fatto di mantenere giovani e ragazzi collegati alle comunità montane, alle foreste, ai paesi di montagna, può dare la possibilità di creare in questo momento economicamente, come abbiamo detto, disagevole a livello mondiale europeo, dei nuovi posti di lavoro. Cerchiamo di incrementare il fatto che questi ragazzi si fermano in montagna, qualche detassazione, qualche bollo auto in meno, dei mutui agevolati affinché le abitazioni possano venire ristrutturate, quelle dei genitori, o possano venire acquistate in una maniera dosata, per cui in maniera di fare in maniera che questa gente non fugga dalle montagne, non fugga dalle foreste. Altra cosa, cerchiamo anche di capire che tante volte le foreste non vengono sfruttate effettivamente per quello che valgono. Il 2012 sarà l'anno delle bioenergie. Voi ditemi, con foreste che abbiamo a livello nazionale e a livello veneto, come noi non faremo a mettere in moto un qualcosa per sfruttare queste bioenergie che abbiamo proprio qui sotto casa? Perché dobbiamo a livello europeo sempre farci imporre economicamente parlando tutto quello che ci arriva come direttiva dall'Europa? Sfruttiamo quello che abbiamo a casa nostra, creiamo nuovi posti di lavoro perché il territorio c'è, la possibilità c'è, si tratta di mettere in moto un qualcosa, un qualcuno che abbia voglia di fare, perché il materiale l'abbiamo, e allora perché non fare le cose a casa nostra? È una questione proprio di cultura, perché tante volte il mondo dell'agricoltura, il mondo delle foreste è stato un mondo ampiamente trascurato e un po' abbandonato. Non dimentichiamo che il mondo delle foreste, il mondo dell'agricoltura, il mondo rurale, chiamiamolo così, è a livello nazionale quello che nel corso del 2010, con i dati a 31 dicembre 2010, ha reso più di tutti dopo il settore del turismo, con un incremento di un più 2,8 e con un 7,8% in più di persone dai 20 ai 40 anni che sono stati adibiti a questi settori. Voi ditemi come non possiamo cercare di fare in maniera di lanciare un grido d'allarme e di dire: c'è, il mondo rurale c'è, il mondo delle foreste c'è, il mondo dell'agricoltura c'è, sfruttiamo quello che effettivamente può valere. Se in questo momento le grandi industrie, l'artigianato sta soffrendo, cerchiamo di rivolgerci anche ad altri settori che effettivamente tante volte non sono stati visti o graditi di buon occhio. Adesso è il momento di sfruttare quello che abbiamo a casa nostra, il materiale c'è, il nostro paese è un paese grande che può dare anche certe volte una lezione di vita all'Europa, diamola. Delle foreste è un problema molto serio, un problema molto sentito. Ecco, in Regione come cercate in qualche modo di risolvere i problemi che dovrebbero essere risolti e che secondo alcuni relatori non vengono risolti? Più che un problema, per me è un'opportunità che il Veneto non può perdere, soprattutto con l'obiettivo di rilanciare un settore boschivo che può diventare appunto un settore trainante anche a livello economico, ma sicuramente fondamentale nell'ambito della tutela ambientale, soprattutto della sicurezza idraulica, di quelli che sono interventi fondamentali per garantire che dalla montagna poi l'acqua non diventi un problema per la pianura. Io spero che effettivamente nell'ambito di quelle che sono le priorità regionali
il servizio forestale insieme a Veneto Agricoltura, i bracci operativi della regione possano veramente mettere in atto un'azione sul territorio boschivo, sul patrimonio delle nostre foreste, che garantisca proprio con un rilancio che parte quest'anno, con quello che è appunto l'anno delle foreste, soprattutto la massima attenzione perché questo patrimonio sia tutelato da una parte ma diventi opportunità anche lavorativa. Su questo innescare un rapporto diretto con il territorio, quindi con gli enti locali per quanto riguarda la gestione e anche opportunità anche lavorative, e dall'altra parte quella che può essere un'opportunità anche che è legata ad esempio al protocollo di Kyoto, a quello che è la produzione di CO2, quelle quote che sicuramente sono là ferme e che invece tante nostre imprese potrebbero avere la possibilità di ottenere per garantire che l'inquinamento dell'aria in base al protocollo di Kyoto venga in qualche maniera assopito. Quindi obiettivi importanti che sono legati all'economia, alla tutela ambientale, ma soprattutto anche una valorizzazione del territorio montano. Ecco, però qui si parla di foreste demaniali e per cui il patrimonio regionale della regione, peraltro Veneto Agricoltura gestisce tutto questo, allora qual è il rapporto della regione con i suoi boschi e anche con la sua azienda? La regione vuole rilanciare quello che è appunto un patrimonio, magari meno immobiliare ma più appunto forestale. Penso sia questo l'obiettivo, quello di trovare un equilibrio tra quello che è un patrimonio che non è redditizio, che può essere appunto messo sul mercato, a differenza di quello che invece è un patrimonio ambientale forestale, che sicuramente ha una valenza soprattutto di tutela della montagna, di valorizzazione della montagna, e su questo insieme al collega Manzato sicuramente potremo dare la giusta attenzione su quello che è un aspetto che noi vogliamo legare non solo alla montagna ma a un obiettivo generale del nostro Veneto. Questo patrimonio di oltre 16.000 ettari è un patrimonio per tutti. Sì, un patrimonio di foreste che in sé è piccolo perché se pensiamo alle oltre 400.000 ettari della nostra regione, però proprio questa è la sottolineatura, sono le foreste di tutti quanti i veneti, sono il demanio, quindi sono le foreste dove ognuno quando ci va dentro si sente a casa propria, sono foreste che dalla loro origine sono state pensate sia per le solite funzioni produttive eccetera, ma dove la fruizione turistica, la fruizione educativa ha sempre avuto un ruolo di particolare preso, basta solo pensare alla rete di centri di educazione ambientale che abbiamo o dei musei o dei giardini botanici che abbiamo nelle nostre foreste. Quanto è importante la foresta per la pianura? La foresta di montagna, ce lo insegnano a scuola, difende la pianura, sono concetti che un po' come quello che gli alberi fanno ossigeno li si dimentica a un certo momento, poi magari ti arriva un anno come quello come l'anno scorso dove ci si rende conto che avere delle foreste sulle nostre montagne è così importante. Ricordo solo un piccolo fatto, intorno all'Alta Valle di Illasi dove abbiamo la nostra foresta di Giazza sono piovuti 500 mm di pioggia in 60 ore, eppure le grandi opere di sistemazione idraulico-forestale hanno fatto sì che tutto restasse al suo posto, altri bacini montani non così ben sistemati e regimati hanno avuto invece fenomeni di microfrane e poi di piccoli alluvionamenti a valle quasi generalizzati. E Veneto Agricoltura cosa fa allora per salvaguardare questo patrimonio? Veneto Agricoltura è semplicemente il buon gestore, nel senso che è un patrimonio che viene da molto lontano, noi attraverso i piani economici di gestione, attraverso il nostro lavoro quotidiano con i nostri operai, con i nostri tecnici, assicuriamo la continua evoluzione guidata, cioè non sono delle foreste lasciate a un'evoluzione spontanea e naturale, sono delle foreste che a chi le visita sembrano sì fatte dalla natura, ma che in realtà hanno dietro la silenziosa mano dell'uomo che le gestisce quotidianamente. Ripeto, con questa funzione in più, cioè di essere veramente a servizio di tutti e con una sottolineatura che è quella di essere anche laboratorio di innovazione, cioè lì dentro Veneto Agricoltura investe molto perché cose nuove, non nuove perché è di moda essere nuova, ma nuove perché rispondono alle nuove esigenze sociali e economiche della nostra società, possano essere attuate prima che in altre aree. La
gestione dei boschi è difficile e complicata, ma soprattutto in che è orientata verso cosa? Beh, è orientata appunto, come il convegno oggi vuole dimostrare, a favorire al massimo che tutte le funzioni che i boschi esplicano siano massimizzate all'interno dei territori in gestione Veneto Agricoltura. E quindi la funzione della produzione, che per noi è sicuramente molto importante perché ci permette anche in alcune situazioni di avere degli introiti interessanti, si deve sempre comunque accompagnare alla funzione di protezione, alla funzione della difesa del suolo, alla funzione del turismo, quella ricreativa quindi, e soprattutto alla tutela della biodiversità, che è uno dei compiti che l'Europa ha assegnato alle foreste negli habitat che sono stati ritenuti interessanti. Le nostre foreste sono per il 92% inserite in aree di rete Natura 2000 e quindi in questo senso la conservazione della biodiversità diventa un must per la nostra attività.